Buongiorno, benvenuti e ben svegliati, benvenuti a 7 in punto. Questa mattina nella prima parte della trasmissione parliamo di impresa e lo facciamo con un imprenditore. Do il buongiorno a Furio Bragagnolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Un imprenditore di quelli che contano in questo territorio, perché insomma la sua è un'impresa leader nella produzione di pasta, un nome che ormai è diventato un nome non solo a livello locale, a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Se non sbaglio siete i primi esportatori nel mondo. Esatto, noi siamo presenti con i nostri prodotti in 104 stati, siamo i primi esportatori italiani e i secondi produttori. Lei di Pasta Zara, possiamo dirlo, perché insomma è un'azienda che fa notizia, quindi non facciamo pubblicità, l'abbiamo detto, ma ormai credo che Furio Bragagnolo e i suoi fratelli siano ormai dei volti noti nel mondo dell'imprenditoria internazionale. La domanda che sorge spontanea ogni volta che io incontro un imprenditore, no? Tra tanti che sono in crisi, è anche un sollievo vedere che ci sono delle aziende che ce la fanno, che continuano anche a investire. Sì. Come fa? Come avete affrontato la crisi? Quali sono le chiavi di volta? Forse perché avete puntato su un prodotto alimentare che si dice gli alimenti in questo momento danno soddisfazione. Sì, sicuramente il prodotto alimentare aiuta specialmente la pasta è sempre un prodotto che costa poco, dunque è un prodotto di facile acquisto per i consumatori. In un momento di crisi comprare un pacco di pasta o comprare qualcos'altro, la pasta riempie la pancia, fa star bene, dà anche felicità quando si mangia, dunque questo è facile. La crisi noi che l'abbiamo affrontata? L'abbiamo affrontata come anche un'opportunità. Un'opportunità perché avevamo deciso ancora 3-4 anni fa di lanciare un nuovo piano industriale che vedeva dei forti investimenti che sono tuttora in corso, fatti nei 3 stabilimenti, e allora ce n'erano 2 e in questo periodo, in questo momento ne abbiamo acquisito uno nuovo dal Tribunale Fallimentare di Brescia, il pastificio, ex pastificio Pagani, che adesso è a tutti gli effetti nel nostro gruppo, e questa è stata la nostra volontà, cioè prepararsi per quando la crisi finirà, perché logicamente bisogna sempre guardare avanti anche con un occhio d'ottimismo, guardare avanti pensando che prima o poi la crisi finisce. Adesso questa crisi sicuramente è più prolungata del previsto. Il nostro prodotto è un prodotto che è consumato sempre di più in tutte le latitudini e longitudini del mondo, perché noi esportiamo, come dicevo prima, in 104 stati, e i consumi non in Europa ma fuori dalla comunità europea stanno aumentando. Era una crisi che insomma, è una storia di famiglia quella della sua azienda, quindi ha una esperienza di imprenditore che si tramanda di generazione in generazione. Era una crisi prevedibile? Era una crisi prevedibile in questa lunghezza, perché nel 2008, no, quando è scoppiata, si diceva sì, gli anni più duri sono il 2008 e il 2009, mi sa che gli anni più duri sono questi che stiamo vivendo. Sono questi, sì, no, nessuno poteva prevedere una crisi così lunga, perché è un qualcosa di eccezionale, almeno per il mondo occidentale. Però se vediamo in Medio Oriente, vediamo in Sud America, gli anni di diminuzione del consumo sono stati proprio 2008-2009. Vedevo proprio l'altro giorno dei dati del Medio Oriente e del Nord Africa. Questi sono gli anni, c'è stata recessione, adesso c'è una crescita, non più come c'era prima, ma comunque parte del mondo è in crescita. Medio Oriente, Sud America, a parte diciamo anche dell'Asia, anche se la Cina non cresce più come cresceva prima, ma sempre un tasso di crescita. Dunque ci sono dei mercati che bisogna andare a vedere, che bisogna andare a studiare, come tutti i mercati, quelli nuovi, Kazakistan, Uzbekistan, anche là ci sono mercati che i consumi stanno aumentando. Invece in Europa è solo l'Italia che i consumi stanno colando a picco, oppure anche in altri paesi
europei, sempre dal suo osservatorio particolare. Dal mio punto di vista è l'Europa vecchia, l'Europa ormai è strutturata in modo vecchio. L'altro giorno tornavo da Sud America, si vede in Sud America in aeroporto o negli uffici tutta gente giovane, vieni in Europa e vedi gente con i capelli bianchi. Dunque noi abbiamo una classe vecchia, una classe che deve essere riformata, una classe in Europa, diciamo che tante volte di 50 anni in su trovi le persone ai poteri di comando. Fuori la comunità europea sono dai 50 anni in giù, questa è la grossa differenza. Se noi non capiamo questo sarà sempre un continente in crisi. Ma come mai secondo lei noi non riusciamo a capire, perché non si vuole prendere quelli che hanno 50 anni in su ed eliminarli dal ciclo produttivo, ma magari spostarli in ruoli di esperienza ma meno di comando e lasciare ai giovani che hanno capacità, che poi si parla di giovani non di ventenni nei posti di comando, esatto, ma di 35 anni, 40 anni, ecco perché noi non capiamo questa importante trasformazione? Ma probabilmente anche per un fattore mentale, un fattore storico proprio che abbiamo in Italia soprattutto, tra virgolette, basta vedere le elezioni dell'ultimo Presidente della Repubblica. Cosa buona invece è che finalmente abbiamo un governo che è un governo dove i due leader, perché è un governo che ha due leader di larghe intese, i due leader sono giovani, dunque chissà che un cambiamento inizia a esserci. Che dopo ci sia un governo di larghe intese, questo minestrone, chiamiamolo così, va anche bene in un momento storico come adesso. L'importante è che ci sia gente giovane, questo per me è un grosso cambiamento, è un qualcosa che potrà aiutare lo sviluppo dell'economia italiana e anche della comunità. La gente giovane, le persone giovani hanno forse una visione diversa di quelli che sono un po' più in là con gli anni e magari anche voglia di rischiare. Rispetto... un giovane pensa al futuro, uno a una certa età pensa alla pensione, è così dappertutto. Se metti un giovane nei posti di comando vede oltre, vede avanti, vede oltre la curva. Se metti uno in una certa età è più timoroso, è più restio di buttarsi perché ha uno spirito più di conservazione. Bisogna che ci sia il giusto equilibrio, non un giovanissimo senza esperienza, però formare delle persone che arrivino ai 35, 40 anni, 50 anni anche, va bene, 55, però che abbiano una buona formazione di base, che abbiano delle idee chiare e che vogliono vedere in là, vogliono vedere il futuro. Ci vuole un po' di ottimismo. Quello che manca oggi è l'ottimismo. Ma manca l'ottimismo perché di fatto l'economia è asfitica, lei ha tirato in ballo il governo, quindi mi offre un assist per far parlare un imprenditore e valutare la politica. È un'economia asfitica, si aspettano dei provvedimenti dalla politica, c'è questo decreto del fare, gli imprenditori continuano a ribadire abbassare le tasse, dare delle agevolazioni per le assunzioni, permettere degli investimenti e soprattutto abbassare anche il costo del lavoro in modo che i lavoratori possano trovarsi in busta paga quel qualcosa in più per far ripartire i consumi. È questa la ricetta magica che stanno questi nuovi giovani leader cercando di applicare nel nostro Paese? Beh, la ricetta magica non so se può esistere, però partiamo dal lavoro. Il lavoro sappiamo in Italia che è enormemente tassato. Probabilmente deve essere così perché anche il governo centrale deve far quadrare i soldi, deve far quadrare le sue spese, però è anche vero che normalmente nelle aziende, specialmente nelle aziende di una certa dimensione, abbiamo i due contratti, abbiamo il contratto nazionale e abbiamo il contratto di secondo livello, quello interno. Perché non pensare di portare una detassazione sul contratto di secondo livello, che normalmente sono dei premi che vengono dati ai dipendenti per la professionalità, per la presenza, per la produttività? Allora, bisognerebbe pensare, detassiamo il secondo livello. Detassando il secondo livello, sia l'imprenditore che il dipendente ha un qualcosa di più in tasca, specialmente il collaboratore, con questi soldi c'è anche più motivato perché vede che facendo bene, aumentando anche la capacità produttiva, alla fine d'anno c'è un qualcosa che lì è detassato, cioè guadagna molto di più. Dunque bastano anche poche manovre, poche cose per far ripartire l'economia.
Perché non si fanno, allora? Non sono mica io che comando. No, no, certo, ma siccome siete in per tanti carità, lo so, e però- in tanti spingete giustamente, poi tanti, voi come imprenditori, ma noi anche come cittadini, dipendenti, siamo tutti, Sì, lei sì. dice il contratto del secondo livello, alla fine il contratto del secondo livello, che è il contratto interno, mette d'accordo imprenditori e lavoratori, mai come in questo Mai periodo. come in questo Cioè il periodo. contratto nazionale quasi più nessuno lo prende nemmeno in considerazione, Sì, cioè è pura ideologia, adesso mi attirerò gli strali dei sindacati, però No, insomma... ma il contratto nazionale è il contratto base, diciamo, è lo zoccolo duro. Dopo ci sono molte aziende, magari non in questo periodo, ma ce ne sono anche tante altre che in questo periodo lo fanno, bisognerebbe incentivare l'utilizzo del contratto di secondo livello portando nella tassazione. Questo sicuramente c'è un aumento della capacità produttiva degli impianti, cioè è un aumento anche della produttività, e tutto questo ti giova perché è una diminuzione del costo del lavoro. Quello che è importante oggi è una diminuzione del costo del lavoro in tutta a 360 gradi, partendo dall'energia, dove in Germania, visto che si cita sempre la Germania, è diminuita, in Italia è aumentato. Dunque le nostre imprese devono avere la possibilità di competere con le imprese estere, e per far questo bisogna cercare di fare una riforma. Sempre del credito del lavoro, hanno stanziato dei finanziamenti, benissimo, bene, ci volevano, però devono dare una possibilità di rimborso non solo di 5 anni, normalmente un bene ti dura dei 10-15 anni, dunque il tempo per la restituzione deve essere calibrato sulla vita utile del bene che si va a comprare. Per ammortizzarlo, perché sennò c'è una discrepanza e non fai l'investimento. tra la copertura finanziaria e l'utilizzo del bene. Dunque bisognerebbe riuscire a calibrare un po' questo. E un'altra cosa, questo anche alla classe, agli imprenditori, non pensare più ai classici sistemi di finanziamento, ma ce ne sono tanti altri, e guardare anche questi nuovi sistemi di finanziamento. Lei sta aprendo una finestra su un mondo che magari noi non conosciamo. Lei sta facendo proprio un appello ai suoi colleghi, se li posso definire non è così. Un appello, anche loro devono uscire da una situazione, da una gestione dell'impresa conservatrice. Cosa intende per nuovi sistemi di finanziamento? Quali sono gli attuali sistemi di finanziamento? Ultimamente, specialmente il sistema italiano, il finanziamento si vede solo un finanziamento bancario, e invece abbiamo dei finanziamenti che possono essere dati con delle aperture di capitali in equity. Praticamente anche noi siamo un'azienda familiare, siamo nati come azienda familiare ancora nel 1898, però nel 2000 abbiamo deciso di aprire il nostro capitale sociale a degli investitori esterni che tuttora sono in compagine sociale, e l'anno scorso abbiamo fatto un'altra apertura per far fronte a degli investimenti, cioè avere anche la mentalità e la capacità di dire ok, apro il capitale sociale, logicamente ci sono dei soldi che ti entrano per fare degli investimenti, oppure che è un qualcosa che anche il sistema bancario sta parlando, fare dei piani obbligazionari. Non occorre fare dei piani obbligazionari molto grandi, ma ultimamente c'è la possibilità anche di fare dei piani obbligazionari tarati sui business plan delle aziende, che questa è una nuova fonte di finanziamento che non utilizzata, che bisogna iniziare a utilizzare. Quanto chi approccia in modo così, se vogliamo, innovativo e coraggioso ha dei benefici? Poi soprattutto penso all'imprenditoria del nord-est, no? Dove sono tutte imprese, anche quelle che poi si sono affermate nel mondo, che sono partite come imprese di famiglia, e il miracolo del nord-est è stato fatto proprio da tante famiglie, sì. Però adesso forse c'è stato, nel corso del tempo, c'è stato quasi la paura di vedere che qualcuno ti porti via l'azienda, perché lei dice apriamo, però credo che uno dica sì, ok, apro a investitori insomma, che non fanno parte della famiglia, mi ritrovo senza azienda. Lei questo non l'ha mai pensato? Questo no, perché logicamente, ma non solo noi abbiamo fatto queste operazioni in Veneto, perché non è vero che il Veneto, l'imprenditore veneto è così chiuso. L'imprenditore veneto è un imprenditore che guarda, che sa benissimo cosa vuol fare. Dopo lei ha usato un termine che a me piace molto, è coraggioso.
perché l'imprenditore veneto anche nella crisi, molti sono riusciti a trasformare la loro attività o inventandosi prodotti nuovi. Si sono reinventati. Esatto, si sono reinventati e questo è un qualcosa che fa capire che noi veneti siamo coraggiosi. Ci sono tanti esempi di aziende di un certo livello che hanno utilizzato l'apertura del capitale, ma anche con società pubbliche. Perché in Italia ci sono delle società pubbliche che possono entrare in capitale sociale. E c'è da fidarsi di queste società pubbliche? Beh, guarda, noi l'abbiamo aperto l'anno scorso a Simest, che è una delle società controllate da Cassa Depositi Prestiti, esperienza nuova, però è un'esperienza che sta dando dei frutti positivi. Ancora nel 1999-2000 abbiamo aperto alla Friulia, che è la finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia, in quanto abbiamo fatto un investimento molto importante in quella regione d'Italia. Loro sono entrati, hanno rinnovato più di una volta la partecipazione e dopo logicamente quando si fanno degli accordi del genere ci sono degli accordi parasociali, ci sono dei put e dei call, in modo che sia chi in quel momento ti impresta i soldi e sia chi li riceve abbiano delle garanzie. Logicamente devi cambiare anche il modo di rapportarti. E come bisogna rapportarsi? Come cambia il modo di rapportarsi? Perché mentre prima ci si trovava in famiglia attorno a un tavolo, si decideva, invece questo ti ha dato una svolta anche culturale, perché devi imparare a rapportarti con delle persone estranee, tanto è vero che noi abbiamo anche rivisto nell'ultimo ingresso di Simest, il Consiglio di amministrazione, dove siamo sempre noi 4 fratelli, però abbiamo messo dei professionisti nuovi, parlavo prima di management, dei professionisti nuovi nel Consiglio di amministrazione che ti danno idee e che ti danno anche una visione diversa. Ti danno una visione diversa. Molto coraggioso e anche molto umile nel esporre questo approccio di impresa, cioè lei diceva non è vero che tutti gli imprenditori veneti non vogliono cedere l'azienda agli estranei, però il management, non sono tanti che riconoscono il ruolo del management in maniera così anche tranquilla, solare, anche strategica poi, perché io trovo che sia una visione strategica, in effetti poi i risultati si vedono nella sua azienda, insomma non si diventa leader mondiale di un prodotto se non si ha questo tipo di approccio, soprattutto perché lei va a aggredire, lei, la sua famiglia, insomma la sua azienda, mercati internazionali. Sì, però non è una questione di cedere l'azienda, perché entrano sempre con un rapporto sul capitale massimo del 30%, dunque lo puoi fare 5, 10, del 8, del 15, del 20, dunque hai una possibilità di scelta ampia, ci devi fare dei ragionamenti con loro, devi avere delle idee chiare su un piano industriale, devi accettare anche dei consigli da parte di chi interviene. Questo è molto illuminato. Deve accettare dei consigli e sicuramente riesci a formare una squadra anche all'interno della tua azienda che ti porta dei risultati. C'hai anche più sistemi di controllo, molte volte non tutti possono avere dei sistemi di controllo molto spinti. Invece se c'hai un socio terzo a cui devi riportare nei vari consigli di amministrazione o anche in altri momenti, perché una società non vive solo i consigli di amministrazione e assemblee, c'è anche molti altri momenti dove ci si trova, e riesci a rapportarti, riesci a avere dei controlli maggiori e riesci a avere un comando migliore della tua società. Tornando alla politica, chiudiamo questa prima parte dell'intervista. Da questo decreto, insomma, del fare, mi sembra insomma qualcosa si muove, lei è fiducioso, beh sì, l'ha anche detto. Quali altre azioni immediate potrebbero fare? Beh, azioni immediate non esistono, perché qualsiasi cura, specialmente quando c'è un malato grave, deve essere fatta, ma non si può sperare che guarisca dall'oggi al domani. Dunque ci vorrà del tempo. Ci vorrà del tempo sicuramente. Il decreto mi sembra che in questi giorni lo stiano affinando, stanno facendo molte cose buone, sicuramente non accontenterà tutto, sicuramente nulla sarà perfetto, come vi dicevo prima. È vero che ha messo soldi a disposizione, però in un tempo troppo breve. Il famoso IMU che bene o male sta sullo stomaco a tanti.
Perché alle aziende è rimasto. Alle aziende è rimasto. Che dopo anche l'IMU, dartelo verso fine d'anno, è un costo aggiuntivo che ti va ad abbattere tutti, è una legge che ti dà un costo portata verso fine d'anno, retroattiva all'inizio dell'anno. Dunque questo non è un qualcosa molto bello. Comunque... Lei mi perdonerà, ma devo dare spazio alla pubblicità. Torniamo tra un paio di minuti con Furio Bragagnolo, grazie. Grazie a lei. Siamo tornati in studio con noi questa mattina Furio Bragagnolo, imprenditore del Nord-Est, uno dei fratelli della Pasta Zara, azienda che è leader a livello internazionale per la produzione di pasta. Un vanto per il nostro paese. Lei ci stava raccontando con strategia imprenditoriale qual è la chiave di volta per mantenere un'azienda e per portarla anche a livelli di successo, e ci esponeva le scelte che avete fatto in famiglia di aprire, no? Sì. Ad altri soci, a aprire ad un management, e questa soluzione vi ha permesso di affrontare i mercati internazionali, di aggredirli anche in maniera più giovane. Nella prima parte della trasmissione giustamente sottolineava la necessità di avere nel lavoro, nei posti di comando, persone giovani. Lei che gira il mondo, sì, appunto, la prospettiva della sua azienda, ma anche del Made in Italy nel mondo? Beh, se parliamo di Made in Italy, io posso parlare dell'agroalimentare italiano, perché dopo di altri settori non è che possa avere una conoscenza come nel nostro settore l'agroalimentare. L'agroalimentare italiano piace, proprio oggi si leggeva che il consumo, l'esportazione di pasta italiana, l'esportazione dell'olio, l'esportazione del vino, l'esportazione di tutti i prodotti che compongono l'agroalimentare sono in aumento. Questo perché? Perché all'estero, anche se loro hanno delle limitazioni, perché la pasta è prodotta più all'estero che in Italia, noi produciamo solo il 30%, però piace mangiare italiano, hanno un certo feeling del mangiare italiano, lo vedono anche come un qualcosa di culturale. Questo bisogna anche cercare di utilizzare tutti i canali possibili e immaginabili per insegnare e per portare il Made in Italy nei piatti delle persone. Hai detto un'altra cosa che è interessante, lo vedono come un fenomeno culturale. Si sta finalmente dicendo in Italia che la cultura, di cui noi siamo depositari, ma anche perché la storia ci ha regalato, non ci ha regalato miniere né di petrolio, né di oro, né di materie prime, però ci ha regalato questa miniera che è la cultura. Quanto è importante sviluppare la cultura e quanto anche gli imprenditori in un momento di difficoltà sentono la necessità di promuovere per quello che possono la cultura come biglietto da visita, come elemento in più al prodotto anche. Sì, questo è vero. Se vediamo diciamo, l'imprenditore ha sempre cercato di avvicinarsi alla cultura. Ancora nei tempi passati i vari pittori avevano sempre qualche sponsor o imprenditore o qualche artigiano che gli dava una mano, e questo c'è un po' nella tradizione anche dell'Italia. L'Italia, giustamente come diceva lei, è depositaria perché abbiamo delle opere d'arte, abbiamo un bagaglio culturale incredibile che probabilmente non riusciamo a sfruttare, mentre sull'agroalimentare abbiamo capito come si può farla sfruttare. E noi adesso facciamo vedere come la sua azienda e dei suoi fratelli ha capito che va percorso la strada del valorizzare anche la cultura, anche lo sport, perché siete riusciti a portare per la prima volta in Italia il Giro d'Italia all'interno di un'azienda. Vediamo il servizio.
Sei entrato nella storia, lo squalo di Messina che ha conquistato il cuore del nord Italia. Ma penso forse non solo del nord Italia, perché comunque in tutto il Giro d'Italia c'è stato sempre un grande tifo per me, questo è molto bello e piacevole, significa che comunque la gente segue sempre il ciclismo. Ieri hai fatto sognare durante la tappa alle 3 cime di Lavaredo. Ma ieri è stata veramente una giornata memorabile, poi con la neve tutto l'ha reso tutto ancora più bello, forse è anche più difficile per noi. Ce l'ha fatta ad emulare Felice Gimondi. Vincenzo Nibali, vincitore della 96esima edizione del Giro d'Italia, il secondo ciclista italiano ad essere salito sul podio dei 3 giri. Un siciliano che ha mosso i primi passi però nel team trevigiano della Fassa Bortolo. Naturale l'entusiasmo con cui è stato accolto alla partenza dell'ultima tappa, quella a Riese, Pio X all'interno di un'azienda leader della marca trevigiana, a riprova di un'Italia che pedala. Un italiano che rivince il Giro. Ma guardi, lo squalo di Messina credo che sia anche un fatto un po' storico, perché c'è mai stato un siciliano che abbia fatto le cose che ha fatto Nibali, quindi vuol dire che cambia anche un po' il mondo, il modo dello sport, perché il Giro d'Italia i ciclisti sono sempre stati del nord, qualcuno è stato del sud ma non ha mai vinto le grandi corse. Nibali ha dimostrato che ci sono gli atleti anche al sud e quindi ha vinto un grande Giro. In 35.000 si sono dati appuntamento nel piazzale dell'impresa per vedere i beniamini delle due ruote. L'emozione di ospitare l'ultima tappa del Giro d'Italia, una tappa con un italiano vincitore, questo squalo di Messina che ormai ha la maglia d'oro e la maglia rosa in tasca. È un'emozione incredibile, è un'emozione perché il ciclismo è uno sport che ci piace, a me e ai miei fratelli, è un'emozione perché il Giro d'Italia è sempre la corsa ciclistica più bella, è un'emozione per tutte queste persone che sono venute in pastificio a vedere la partenza, che facendo un giro vedo tutti con una faccia sorridente, gioiosa. E non poteva mancare il campione di casa, Alessandro Ballan. Sono qui a pochi chilometri da casa mia, a 7 per la precisione, sono venuto a fare un saluto ai miei compagni di squadra, a fare i complimenti a Cadel che si è meritato un bel terzo posto e rivedere i miei colleghi di lavoro. Sul podio a Brescia sono saliti anche Urane Evans, Scarponi finisce ancora quarto, Betancur è la maglia bianca di miglior giovane, brillante ma gli è mancata soltanto la vittoria di tappa. Allora com'è andato questo giro alla fine? Bene dai, sono contento per quello che ho fatto, sono più che felice. Ieri è stata dura? È stata una dura giornata ma meno male ho riuscito a farla diventare bellissima per me. E oggi che cosa speri? Speriamo oggi una giornata tranquilla, che arrivi lo sprint e basta. Il servizio era il 26 maggio, ultima tappa, poi tra l'altro Nibali ha proprio vinto il Giro d'Italia, però mi tolga una curiosità, come siete riusciti a portare il Giro d'Italia all'interno della vostra azienda? Una operazione di marketing colossale, azzeccata. È un'operazione molto bella che non è stata costruita solo da noi, perché col comune di Riese abbiamo lavorato molto. Il comune di Riese aveva voglia, aveva l'intenzione di portare un giro nel paese proprio per l'inizio delle celebrazioni di Papa Pio X, perché ci sono i 100 anni della morte. Allora, per iniziare le celebrazioni voleva portare un qualcosa di importante. Quando il sindaco è venuto a parlarsi del Giro d'Italia, noi entusiasticamente, perché sappiamo che è una delle corse ciclistiche più famose al mondo, il Giro è un carrozzone che muove. È una carrozzone che muove, è vista internazionalmente non so in quanti paesi, in quanti stati. È anche un'identità culturale del territorio. L'abbiamo buttata là, proprio una cena con RCS, sente, ma perché noi proviamo a farla partire all'interno del pastificio? Ancora c'erano dei lavori in corso, le abbiamo spiegato che ci sarebbe stato il piazzale rimesso a posto, le abbiamo spiegato tutto quello che si voleva fare per ospitare e accogliere il Giro. E sorseggiando tra un prosecco, insomma, un Cabernet, siamo in volata siamo riusciti. Che ritorni avete avuto, visto che lei è così onesto? Li avete avuto ritorni? Beh, non si può negare, perché quando si fa qualcosa si spera sempre di avere un ritorno. Un ritorno è stato anche la presenza mia qua, anche questo è un ritorno. Un ritorno sono stati tutti gli appassionati che sono venuti a vedere il pastificio. Un ritorno è stato che la popolazione di Riese e
limitrofa è venuta all'interno e ha visto come si produce pasta. Un ritorno è perché in televisione nel mondo si è stato nominato il nome Pasta Zara. Un ritorno a tutti i nostri clienti che ci hanno chiesto anche una maglietta per ricordo del giro. Dunque è stato un ritorno che non è che si possa quantificare. No, però comunque un ritorno d'immagine è un qualcosa molto bello. Anche qua perché abbiamo avuto il coraggio di osare, abbiamo avuto il coraggio, perché mai era successo. Il Giro d'Italia è sempre partito e è arrivato nei centri storici o nelle varie frazioni. Ho gli ultimi 20 secondi. Sì. È un'azienda di famiglia, di generazione in generazione. Sì. Lei dice spazio ai giovani, lascerete spazio ai giovani della famiglia, li state già formando? Guardi, mio nipote ha 16 anni. Settimana prossima, domenica, partiamo, lo porto in Meridione a vedere e capire e lasciarlo da solo cos'è il grano, cos'è la semola. Perché Lui è d'accordo? Non lo so, però io sì. Bene, con questa dichiarazione purtroppo non c'è più tempo. Ringrazio Furio e Bragagnolo, ringrazio voi. Torniamo subito dopo la pubblicità con un altro ospite, un altro argomento. Grazie, a più tardi.